Buonasera a tutti quanti. Per chi non ci conosce, ci presentiamo un'altra volta, siamo il gruppo del coordinamento dei comitati a difesa di San Michele. Giuseppe Attale, presidente del gruppo San Michele, Stella Mantovani, l'associazione Conserva, Luigi Mirko, vicepresidente del Conserva, e Monica Ferregotto, presidente della Cefonia, portavoce anche. Allora, intanto vi ringraziamo per essere qui, anche perché quello di cui tratteremo stasera non è una cosa che riguarda solo Gemona, ma riguarda tutto il Friuli, specialmente l'Alto Friuli e la parte di Cividale, che ho visto anche appunto qui presente. Abbiamo qui questa sera dei nomi, insomma, persone importanti che presentano qui questa sera, che sono appunto i consiglieri Silvana Trebaschi del PD, alle sostituzioni della Serracchiani e della Tedesca che non saranno con noi, Vittorino. Sì, iniziamo così. Dopo vi leggerò insomma anche le parole della Presidente. Vittorino Boen, sempre del PD, Ennio Agnola, IDV, Stefano Pustello, la sinistra Cobaleno, Andrea Ussalvo, Movimento 5 Stelle, Elena Bianchi, non c'è, però comunque ci ha avvisato che non sarebbe venuta, Riccardo Riccardi, PDL, Roberto Novelli, PDL, De Anna che arriverà tra poco, sempre PDL, la Zilli, Barbara Zilli, ecco, e Revelant di Autonomia Responsabile. Prego? Ah, ho davvero messo scusi, era prima, grazie per essere qui. Dovrebbe essere arrivato appunto anche il deputato onorevole Gianluigi Gigli di Scelta Civica. Ah, buonasera, grazie. E noi questo invito l'abbiamo esteso a tutti i consiglieri, la Giunta, la Presidente, per cercare di avere un confronto con chi ci governa, e di questo invito hanno risposto Silvia Fragiacomo, ha detto che ha avuto l'opportunità di venire per impegni, il dottor Marco Longo, adesso leggerò anche le sue parole, Tedesca, Santoro, Bolzanello, Santarossa e Pannantini. Anche il Presidente Jacopo ha detto che non poteva venire. Allora, intanto che vi prendo le parole, ringraziamo appunto anche il sindaco di Gemona, il sindaco di Cividale, la giunta, i consiglieri, i sindaci Cividale che sono qui con noi, e il cardiologo Paolo Venturini, delegato regionale SICOA, fondatore a Gemona dell'area d'emergenza, più altri medici che sicuramente saranno qui in sala con noi. Allora, queste sono le parole della Serracchiani. Gentilissimi, ho ricevuto il vostro cortese invito a partecipare a una serie di dibattito riguardante la riforma sanitaria regionale, che si terrà il 10 novembre a Gemona. Sono spiacente di dover comunicare, considerato il tema di grande rilevanza, che causa sopraggiunti impegni non derogabili non potrò intervenire all'incontro. Desidero tuttavia informarvi che sarà presente la consigliera regionale dottoressa Silvana Cremaschi, vogliate gradire i miei più cordiali saluti. Deborah Serracchiani. Il dottor Marco Longo, presente all'incontro del PD, ha detto gentili, su indicazione del direttore centrale, il dottor Adriano Marco Longo, è presente per informarvi che lo stesso non potrà essere presente all'evento aggiuntivo, quindi non potrà essere qui. Così anche l'assessore Tedesca ringrazia per l'invito all'incontro del 10 novembre, ma comunica che non potrà partecipare. Cordialissimo. Iniziamo subito la serata, passo la parola a Monica Ferregotto e entriamo subito nel vivo. Lo scopo di questa serata è soprattutto quello di informare voi su come cambierà la situazione sanitaria dopo l'entrata in vigore della legge. La parola a Monica Ferregotto. Innanzitutto buonasera, grazie. Noi ci troviamo qua come 20 anni fa. Per me, mi sposto un attimo, chiedo scusa. C'è questa frase che per noi è molto importante. Se la gente non avesse protestato come ha fatto, se non fosse scesa in piazza, l'ospedale di Gemona sarebbe chiuso. Questa frase la disse 18 anni fa il dottor Pavanti quando se n'è andato. Lui era stato delegato alla chiusura del San Michele. Se noi quella volta non avessimo fatto quello che stiamo facendo adesso, lottare per i nostri diritti, l'ospedale sarebbe stato chiuso già più di 18 anni fa.
è un onore presentare il protagonista di questa serata, il San Michele, perché non siamo noi i protagonisti di questa serata, non siamo noi la vittima di questa serata, è il San Michele. Il San Michele che non è un ospedale nato ieri l'altro. Gemona ce l'ha dal 1259. In quell'anno Gemona ne aveva 5 di ospedali. E non è giusto che noi adesso, nel 2015, rimaniamo senza ospedale, perché da quel momento, dal 1 gennaio 2015, perde la denominazione di ospedale. E non è giusto che con un tratto di penna si cancellino secoli di storia. L'ospedale San Michele è chiamato un piccolo ospedale, ma per noi, quelli del territorio che usufruiamo di questi servizi, non è un piccolo ospedale. Sono 5.900 metri quadri di costruzione. È un ospedale moderno, è modulare. Aveva la pista di atterraggio per 2 elicotteri, adesso sono cresciuti gli alberi, è rimasto abbandonato. È l'unico ospedale attualmente, finché non viene inaugurato un altro, è l'unico ospedale antisismico ed è l'unico ospedale che può operare durante una calamità. Ed è proprio queste sale operatorie che possono funzionare, e non dimentichiamo che siamo in una zona ad alto rischio di sismo, perché siamo proprio nel punto più pericoloso per un terremoto. Sono passati già 38 anni. Le statistiche dicono che ogni 50 anni si manifesta un terremoto. Cosa succederà se noi le sale operatorie non le avremo funzionanti, se non avremo l'ospedale funzionante? Questo è San Michele, una storia. E noi stasera siamo qua proprio perché abbiamo bisogno che voi, cittadini, siate informati, perché un cittadino informato è un cittadino consapevole di quello che è il suo futuro. Grazie. La
abbiamo ascoltato e adesso vediamo. Quello che avevamo, o quello che abbiamo, ce l'abbiamo ancora fino al 31 dicembre. 4 letture in area di emergenza, 44 in medicina, 6 in post acuzie, fa un totale di 50 letti in medicina, 17 in chirurgia, non abbiamo l'otorino, 9 in urologia, 5 in ortopedia, per un totale di 85 letti, 34 in RSA, più 3 nell'hospice, che è per i malati terminali, per un totale di 37 posti letto. Cosa avremo col 1° gennaio? 0 area di emergenza, 20 medicina più post acuzie, 0 chirurgia, 0 otorino perché non ce l'abbiamo, 0 urologia, 0 ortopedia, 0 ginecologia, 0 ostetricia, 0 pediatria, 0 nido perché noi l'abbiamo perso 18 anni fa, sia la pediatria, l'ostetricia e il nido, 8 per post acuti non domiciliabili, che sono quelli seguiti dal medico di medicina generale, che non possono essere seguiti a casa, mettono a disposizione 8 posti letto e i 6 posti letto della dialisi, per un totale di 34. Se vediamo la differenza, noi con questa riforma perdiamo 51 posti letto, soltanto in medicina 30 posti letto. L'RSA sono 4 posti letto, 30 posti letto in RSA, più i 4 per i vegetativi e anche l'hospice. Perciò questo è quello che noi vogliamo che qualcuno ci spieghi. Grazie. Circa 28 sono prestazioni
nome codice è? Avete una aspetta. No, ho sentito bene. Facciamo un'altra volta, Allora, come dice il dottor Marco Loco, chiamiamo le cose con il loro nome. Bene, noi non avremo più un pronto soccorso, avremo un punto di primo intervento, che significa la Serracchiana ha detto una cosa giusta, l'ospedale non chiude, voi non andate davanti al portone lo fate sprangato, come ravvisi, no, sarà aperto, ma un mandarino, un'aranza sono tutte e due, ma non sono la stessa cosa, ok? Il pronto di primo intervento può gestire solo codici bianchi e verdi. Per i codici più gravi, gialli e rossi, dovremmo rivolgersi a San Daniele col mezzo o comunque negli ospedali che naturalmente potranno accoglierci secondo il nostro malore. Allora, gli accessi in codice rosso non sono stati 29, come ha detto appunto ricordo anche Zaga, l'infermiera, sono stati 116, soltanto nel secondo semestre. Quei numeri vanno raddoppiati accessi di Gemona in tutto l'anno, 12.297. Se Alessandro, tirami su un attimino un secondo, fino a ottobre, tirami su un secondo, scusa, tirami giù allora, tirami giù. Per una nota sono stati fissati a 20.000 gli accessi sotto i quali il valore consentito, quindi di 20.000, è lo standard nazionale minimo per il mantenimento del servizio con livelli di qualità ed efficienza adeguati. Sotto i 20.000 il pronto soccorso si ritiene non adeguato. Allora, tieni su un secondo. Se Gemona ne ha 12.000 e 15.000 ne ha col mezzo, allora secondo i 20.000 è semplice matematica, allora anche col mezzo non è adeguato. Però col mezzo viene mantenuto magari per delle motivazioni che possono starci, per il discorso di geolocazione e altre cose. Ma perché allora l'ospedale di Spilimbergo, il pronto soccorso che ne ha 8.000, viene mantenuto ed è a 10 km da San Daniele? Perché quello Mariano è stato riconvertito in un punto di primo intervento e, come diceva la Serracchiani, funziona. Adesso ve lo faccio vedere. Ed è stato già riconvertito. Allora, prima di arrivare qua, scusa, torna un attimo indietro. Allora, io voglio farvi vedere anche una cosa, prima di arrivare avanti. Questo è il bilancio dell'azienda sanitaria, che comprende Gemona, Tonnezzo, il territorio, insomma tutto l'Alto Friuli. L'azienda sanitaria costa 172 milioni di euro, in cui è presente, come ripeto, Gemona, Tonnezzo e tutto il resto. Tutta la sanità, e se qualcuno dopo mi può contraddire se non l'ho fatto perché è meglio dare i numeri giusti, costa 2 miliardi di euro, euro più euro meno, 2 miliardi, 172 milioni, sono più o meno un decimo, in cui se noi facciamo dei paragoni, in un decimo dividiamo per 3, almeno 3, Gemona, Tonnezzo e il resto. Sono più o meno 50 milioni. Di questi 50 milioni, che adesso ripeto, non stiamo lì a fare, prendiamo anche una spalle, di questi 50 milioni è tutto l'ospedale di Gemona. Ma quanto incide il pronto soccorso su tutto l'ospedale di Gemona? Mettiamo un ventesimo? Ok, no, il 20%, scusate, il 20%, cioè 1 milione di euro? Ma 1 milione di euro su 2 miliardi di euro? Ma quanto incide questa cosa che ci vogliono togliere? È soltanto la volontà di lasciare o meno il pronto soccorso a Gemona. Questo, solo questo.
Questa è la notizia del 17 ottobre 2014. Maniago va al pronto soccorso dell'ospedale di Maniago durante l'ora di servizio, ma lo trova chiuso a chiave. È capitata ad una paziente della dell'ambulatorio di una malessere e il direttore sanitario Giuseppe Scriva si giustifica così: premesso che il nuovo punto di primo intervento non è tecnicamente un pronto soccorso, sono stati adottati protocolli che evitano l'assenza contemporanea di tutto il personale, ma che di fronte a emergenze importanti potrebbe capitare. E questo funziona a Maniago. Andiamo avanti. Notizia di qualche giorno fa. Vai, scusa. Anziana al pronto soccorso lasciate 9 ore in barella. La denuncia del parente della donna affetta da una malattia invalidante, situazione inaccettabile in un paese civile. L'altra sera non c'erano urgenze. Bene, questo è discutibile, può essere che non eravamo lì, ma lasciata 9 ore in barella. Se Gemona non avrà più il suo pronto soccorso o con l'emergenza, noi potremmo scegliere di andare naturalmente o Mezzo, San Daniele o anche eventualmente a Udine. Ma se noi andiamo, se noi chiudiamo il pronto soccorso, tutti i pazienti dopo le 8, perché dopo le 8 il punto di primo intervento chiuderà, quindi se voi siete lì in attesa, magari vi siete fatti 4 ore di attesa, arrivano le 8, scusate signori, è chiuso, andate da altre parti. Bene, ed è già successo. Voi vi diventate a Udine, queste 9 ore diventano 19 ore. E vi racconto una storia. Un signore si è rivolto, ed è cronaca appunto di qualche giorno fa, un signore si è rivolto al pronto soccorso di Udine, è arrivato con un malessere toracico, ha visto tante persone a Udine e ha detto: bene, vado a San Daniele perché forse mi conviene. Si è fatto portare dal figlio a San Daniele. A San Daniele gli hanno riscontrato un infarto, l'hanno ripreso e riportato a Udine. Mentre tornava a Udine il signore è morto. Poi, altra cosa, questo è del 22 dicembre. Allora, in capo a un paio d'ore in sala d'attesa c'erano più di 50 persone e la stanza si è riempita. Molti pazienti sono alloggiati